Allora, lei quindi è riuscito comunque a superare un momento di difficoltà, ha vissuto un momento di difficoltà. Non è che lo sono riuscito a superarlo, oggi calibrando, perché allora è venuto fuori questo contratto nuovo, come azienda noi siamo i primi in Italia ad aver fatto un contratto, grazie anche all'aiuto della CISL e del sindacato e grazie all'aiuto della Fede Contribuenti che comunque ha dato speranza, ha dato fiducia, però non era questo era un compito che non doveva essere lasciato, non avrebbe dovuto essere lasciato al singolo. sì, insomma, assolutamente. Doveva esserci le strutture, doveva esserci l'INPS, il Ministero del Lavoro, perché c'erano 32 famiglie. Uno può pensare, prendi un'azienda con 32 famiglie, moltiplica le aziende con 32 famiglie, quanta miseria provochi allo Stato? Infatti. Quando fallisce un'azienda è miseria per lo Stato, non è ricchezza. La prima casa, e qua lo dico, non dovrebbe essere neanche vista la prima casa. Ma sapete perché? Perché la prima casa non è proprietà di chi abita dentro, è una spesa, è dello Stato la casa. Ma c'è la famiglia anche di mezzo. È lo Stato. Cioè, ragazzi, il diritto di famiglia dove lo lasciamo? Nella Costituzione si parla di creare la famiglia e poi facciamo di tutto per distruggere le imprese. Se non c'è impresa non c'è famiglia, se non c'è famiglia non c'è impresa. Cioè, la Fede Contribuenti sta lottando per questo. E ringrazio la CISL di aver trovato un sindacalista all'interno della CISL di Padova, dove ha capito che io non volevo fare l'imprenditore furbo, ma volevo tutelare 32 famiglie. E si sono messi tutti a disposizione. E ripeto quello che ho detto quando eravamo in pausa, insieme, uniti, abbiamo vinto e abbiamo salvato 32 posti di lavoro. Insieme! Questa fase qui, questo step che e oggi io sono in grado di pagare quello che ho chiesto di pagare. Equitalia ci sta uccidendo con le sue vessazioni, siamo stanchi, ci faremo un'agenzia di riscossione veneta. Ecco, potrebbe essere una soluzione, chiedo a lei come imprenditore? Oppure tanto il problema sa cos'è? Che la cambiamo nome, la il problema sa qual è il problema? Il problema dipende sempre dall'uomo. Esatto, perché noi possiamo fare la banca, possiamo fare Equitalia e poi è l'uomo che la gestisce. Se l'uomo è una persona corretta, è una persona che comunque fa l'interesse collettivo, allora possiamo fare Equiveneto, possiamo fare Equitoscana, Equipiemonte. Ma se lei mette poi a dirigere queste strutture persone che non hanno coscienza, lei capisce che la scienza esiste se c'è la coscienza. Assolutamente. Cosa ne dice? Diciamo, il signor Biolcati sicuramente si è presentato come un imprenditore onesto. Non tutti sono così però. Perché... Però nonostante fosse un imprenditore onesto ha avuto delle difficoltà se non era supportato. Sicuramente. Però ci sono anche dei casi limite, però esistono, di imprenditori che alla fine, trovandosi stretti da Equitalia o comunque dagli enti creditori, cosa fanno? Cominciano a non pagare più appositamente. Non pagando più appositamente, però restano sul mercato. E quindi cosa succede? Si indebitano, arrivano a cifre esorbitanti rispetto a quello che può essere il loro volume d'affari e in questa maniera possono, non pagando più le imposte, possono praticamente stare sul mercato e applicare di prezzi molto più bassi, quindi creando una concorrenza sleale. Uno mi dice, ma come fa a non pagare le imposte? Sono persone che, diciamo, le hanno studiate a tavolino, tra virgolette, cominciano a non avere più immobili intestati, cominciano a non avere auto intestate, dicono, anche se alla fine non ho conti correnti, non ho nulla, alla fine, anche se Equitalia... Sono inattaccabili. Sono inattaccabili. Ma queste persone arrivano a questo perché di base c'è un dolo, premeditazione e quant'altro, oppure l'esasperazione ti porta a dire, beh, adesso ascolta, non ho altre... Perché io conosco diverse persone che hanno intrapreso queste strade, però l'hanno fatto dall'esasperazione totale di aver dato l'anima a chiunque pur di salvare l'azienda, ai dipendenti e tutto, alla fine ha detto basta, non ce la faccio più, qui sta l'onestà della persona. Attenzione, però subentrano anche gli sciacalli a questo punto. Esatto, poi stavo dicendo anche questo, c'è quest'altro particolare. Perché quando una persona è con l'acqua alla gola, cioè è successo a me, a me se avviciniamo personaggi o io ho la soluzione, ti faccio avere i soldi, e ho detto lascia perdere, vai a casa, perché altrimenti sono costretto a denunciarti. Ecco, perché bisogna, io ho avuto la fortuna, ripeto, di essere affiancato poi da persone come il presidente Marco Pacagnella, oppure come il sindacalista della CISL, che mi hanno tenuto lucido.
Perché in quei momenti, quando io non condanno mica quello che si mette la corda al collo, sapete? Anzi vado sulla tomba a fare una preghiera, essendo anche cattolico, praticante. Perché capisco cosa ha vissuto, perché l'ho vissuto in prima persona. Sicuramente un dramma. E lo Stato ne è responsabile. Perché anche con le banche, se non fa delle leggi che adegua il credito, con delle leggi ben chiare e precise, senza lasciare libero arbitrio a chi fa il banchiere, non il bancario, perché se ce la prendiamo col direttore di filiale è un bancario quello, ok, allora lì noi mettiamo una corda al collo all'economia, non all'imprenditore. E poi ci sono i famosi imprenditori, la Zappadana, che hanno fatto di tutto ma hanno distrutto l'economia. E dopo parliamo casomai di questo. Un attimo solo che c'è una telefonata. Pronto? Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno, da dove chiama? Da Venezia, provincia Sì. di Venezia. Dica tutto. Volevo dire una questione mia personale. Io è da 5 anni che sono disoccupato, da novembre 2008 per essere precisi. Stamattina sono passato in una specie di agenzia interinale. Il problema è che sono, tra virgolette, assistito dagli assistenti sociali. Ebbene, sono passato, ho detto, guardate che ho la possibilità di riprendere a fare qualche lavoro. Il problema è che non ho denaro nemmeno per comprarmi un po' di attrezzi. In parole povere mi hanno detto che non sanno cosa farci. Ebbene, la mia soluzione sarà questa. Se quell'agenzia dovesse chiamarmi per darmi da fare un qualsiasi lavoro che sia e mi ritrovo in condizioni di dover rifiutare perché non ho il materiale necessario per lavorare, io quel giorno in qualche modo trovo 5 euro, li spendo in benzina, entro in municipio e brucio tutto. Buongiorno signori. Buongiorno. Chiaramente questa è l'esasperazione. Ecco, ovviamente sono gesti estremi e non sono assolutamente da fare. Anche perché poi in municipio non credo che c'entri niente, ci sono altre situazioni. Però quanto ci ha detto il telespettatore, che è esasperato e ha ragione di esserlo, quello che dicevamo prima, sì. Cioè alla fine degli ultimi nulla tenente. Dopo parliamo anche dei imprenditori invece che sono disonesti, in realtà ci sono. Sei nulla tenente perché sei esasperato, cioè, queste persone veramente non ne possono più. Poi naturalmente si scaraventano contro chi non c'entra, perché non penso che il municipio ne abbiano né colpa né pena, bisogna andare a cercare, lo diciamo fuori onda, da altre parti, i responsabili di azioni, di norme e quant'altro che non tengono conto di quella che è la realtà del paese. Allora, io potrei rispondere, l'agenzia interinale sono dei privati tramite nel lavoro, cioè non sono uffici pubblici, sono persone che hanno aperto quell'agenzia e fanno da tramite fra datori e cittadini che cercano lavoro, quindi a loro personalmente non può essere fatta colpa. Direi che questo cittadino, qualora abbia bisogno di soldi e la sua situazione sia tale che non ha pensione sociale, deve rivolgersi al settore degli affari sociali del comune. C'è un settore dove è già assistito, ma non gode di nessuna, non so, pensione magari sociale, pensione, qualche forma di sostegno da parte dello Stato connessa al fatto che non ha reddito di nessun genere, non ha avuto, non so, cassa integrazione dal precedente lavoro che diceva sono 5 anni che non lavoro più, non c'è nessun sostegno, insomma, al reddito di cui gode, e questo deve essere chiesto, perché l'agenzia interinale per sé non può dar denaro a chi cerca lavoro, questo è chiaro. Non neanche lo aspettava, si aspettava un aiuto forse dal comune, ma da parte chissà se l'ha chiesto forse. E se il comune dovrebbe avere una disponibilità appunto nel settore degli affari sociali per casi limite, perché purtroppo sappiamo che la borsa del comune è andata restringendo col tempo. Un tempo pagavano anche le bollette di consumo di famiglie che non ce la facevano, ora so che non viene più fatto. Però ci sarebbe da dire anche per casi. Purtroppo no, il discorso che purtroppo anche i comuni hanno il problema del famigerato patto di stabilità, per quelle volte spesso hanno le casse che pullano di denaro ma non possono spenderli, questo sempre per andare a sistemare quello che era il... No, ma io anche penso una cosa, che è una cosa stupida, ma neanche tanto stupida. Ti viene offerta un'opportunità lavorativa per la quale è richiesto di essere automunito.
o perlomeno di raggiungere il posto di lavoro, e non puoi andarci con i mezzi di trasporto pubblico, perché poi non siamo a Milano dove ci sono i mezzi di trasporto, qui è abbastanza difficile. Questo è uno strumento che diventa indispensabile per il lavoro, però se non hai già di base il mezzo di trasporto e non hai modo di alimentarlo, perché non va a idrogeno, ecco, che cosa fai? Che tipo di chi ti dà una macchina, chi te l'alimenta? Nessuno in questo senso, nessuno. Vede, è il cane che si morde la coda. Io capisco, perché l'ho vissuto anch'io quella situazione lì, nella mia vita. Per rimanere onesto, sono rimasto anch'io senza macchina e senza soldi. Però in qualche maniera ce l'ho fatta, perché uno si è caparbi e poi ce la fa. Attenzione. Il problema è questo. Senza ammazzare nessuno. Senza ammazzare nessuno. Però al giorno d'oggi c'è questa esasperazione che purtroppo, anche se tu hai bianco, vedi nero, anche se non vuoi, anche se vuoi vedere bianco, vedi nero. E questo è il problema, perché è il sistema che ci ha portato a questo. Vede, ma allora come fa uno ad uscire? Dopo vedremo tecnicamente con il supporto degli esperti, ma dal punto di vista di vision, come fa a vedere diversamente se tutto concilia per portare... Il problema, fino a qualche anno fa, allora, fino a qualche anno fa il posto di lavoro era abbastanza vicino a casa, perché era questa la situazione, ok? Perché c'era una mentalità, si creavano le aree nei paesi e c'era la fabbrichetta, uno andava anche in bicicletta a lavorare. Certo, okay? sì. Oggi invece la situazione è diversa, cioè se una volta il capitale era immobile, oggi è la manodopera immobile, perché lì, locale, e il capitale è diventato mobile. Cioè devi emigrare da un paese all'altro. Cioè, anche all'interno della regione, se uno abita a Venezia e c'è il lavoro purtroppo a Padova e non hai il mezzo, devi trovarti un alloggio a Padova cercando di arrivare al posto di lavoro nel minor tempo possibile e con quello che hai. Questo è, cioè, la manodopera è diventata mobile. Una volta il capitale è diventato mobile, se ne gira da una parte all'altra del globo, basta un click. E la manodopera è diventata immobile, ferma. Questo è un problema che neanche i nostri politici, anche il signorino Renzi, gli vorrei fare un po' di scuola a sto ragazzo. Allora, facciamo dopo un po' di scuola di pubblicità necessaria e diamo anche la parola a voi perché avete alcune cosette da dire, tra poco.